io, e qui parlo, mi svesto da assessore, parlo da fondatore della Liga Veneta. Per me l'esperienza di alleanza di centrodestra con Forza Italia in Regione Veneto per me è finita. Terzo mandato autonomia nucleare. Da Roma a Padova il ministro Tajani ha sferzato le politiche del governatore Luca Zaia, la Lega, suo alleato di governo. È una strategia per Bulldog Roberto Marcato con Forza Italia, che sta giocando all'attacco in maniera più forte di quello che starebbe facendo la stessa opposizione, venendo così allo scoperto. Che fare gli oppositori interni è troppo comodo. Se fossi il presidente Zaia e il segretario Stefani, di fronte a questo attacco frontale alla Lega, ai Veneti e al presidente Zaia, io interromperei qui l'esperienza di governo. Dichiarazioni che segnano per Roberto Marcato una linea netta di demarcazione con Flavio Tosi, potenziale candidato alle regionali in Veneto, ma mai candidato del centrodestra. Con queste premesse io non vedo la possibilità oggi di avere un'alleanza, men che meno con un candidato di Forza Italia. Diverse le affermazioni contestate da Marcato, quelle che bruciano di più legate all'autonomia, con le competenze sulle politiche energetiche e commerciali che il percorso lanciato dal DDL Calderoli assegnerebbe proprio alle regioni. L'ha votata lui sta roba qua, Cioè lui ha detto che l'energia e il commercio estero possono essere delegate alle regioni. Non è che adesso nel momento in cui il presidente Zaia le chiede il commercio estero, lui dice di no, perché, ripeto, lui ha votato esattamente questo. In politica mancano coraggio e coerenza, tuona Marcato il motivo per cui gli elettori stanno rinunciando a votare. Questo, se lo mettano via i romani, non toccano palla, cioè a Roma non decidono le sorti del Veneto, i veneti decidono le sorti dei veneti. Per quanto mi riguarda, il prossimo presidente o la prossima presidente deve essere uno della Lega, punto.